Un nuovo appuntamento teatrale al Teatro Postavecchia dal 3 di maggio, ma ne parliamo meglio con gli organizzatori. Io sono Alessia Sciortino, direttrice dell'Associazione Culturale Maschere Nude. Abbiamo organizzato questa rassegna teatrale dal nome Civilmente, il teatro è servito, insieme all'Associazione Libera, Associazioni Nome e Numeri contro le Mafie, e al Circolo Culturale John Belushi Arci. Abbiamo voluto realizzare questa rassegna teatrale perché vogliamo dare un nuovo tipo di teatro a questo pubblico agrigentino, sperando di suscitare in loro delle emozioni e delle riflessioni attraverso il teatro e di portare più persone possibile a questo nostro mondo. Allora, la rassegna teatrale ci saranno 3 spettacoli, la messa in scena di 3 spettacoli. Giorno 3 sono nato per volare, giorno 10 ci sarà il debutto di E poi dicono che sono pazzo, il giorno 17 sarà la volta dello spettacolo Una donna sola di Franca Rame. Un teatro che ci presenterà il Teatro Copò, che sarebbe una compagnia di Roma. Noi abbiamo in collaborazione con i ragazzi deciso di organizzare questa rassegna alla Postavecchia d'Agrigento, anche se parliamo di teatro civile, quindi qualcuno potrebbe pensare a teatro impegnato, assolutamente sì, ma il modo in cui affrontiamo le tematiche, dalla mafia alla violenza sulle donne eccetera, è un modo, oserei dire, originale, anche già per la formula che abbiamo deciso di applicare, nel senso che dopo ogni spettacolo noi offriamo da mangiare e da bere a spese nostre un piatto di pasta e un bicchiere di vino, perché è un modo per confrontarsi, per creare un confronto tra gli attori e il pubblico, che siamo convinti che sarà anche numeroso. Il mio primo spettacolo, Sono nato per volare, giovedì 3 maggio alle ore 21. Già sarà credo la 50ª replica, è nato a Roma e ho deciso di portarlo qui ad Agrigento. E invece il secondo spettacolo del 10 maggio, sempre alle 21, E poi dicono che sono pazzo, è il mio ultimo testo che ho scritto, la regia è di Giovanni Marchione dell'Associazione Culturale Maschere Nude di Agrigento, e tratta della storia del primo pentito di mafia, Leonardo Vitale, che è una storia poco conosciuta, ahimè. E infine, come diceva Alessia, il terzo spettacolo sono degli amici che vengono da Roma, è una produzione che ha visto anche Dario Fo qualche mese prima di morire, che ha molto apprezzato, e anche loro hanno già fatto varie repliche in Sardegna, nel Lazio, in Trentino, e ora abbiamo il piacere di assistere al loro spettacolo qui ad Agrigento.